Buongiorno Gesù, come stai? Ciao, come ti chiami? Cucinella. Vuoi vedere il bambino Gesù? Sì. Nicola! Culo! No, questi sono semi. Semi. È uguale! No, non è uguale. Si chiamano zinne. Zinne. Nicola! Attento, Piero. Tu lo sai chi ti ha fatto? Mamma! No. Da dove vieni? Da dove sei uscito, eh? Pisello! No, le donne non hanno pisello, solo gli uomini. È uguale! Per oggi basta. La rivista puoi anche tenerla. Ma ricordati, studia, eh? Capito? Nicola! Nicola! E ricordati che noi uomini siamo superiori alle femmine, capito? Pisello! Signor Conte, volevo dirle che domani io parto. Si chiama Murmansk. È in Russia. Scusami, è tutt'aria. È un paese come il nostro. È per via di quel gemellaggio. Starò via una decina di giorni. Racconta pure, Enea, racconta. Murmansk è a Polo Nord, sa. Polo Nord? Ah no, signor Conte, che si metta a fare? Cretina, mammina, sei proprio una cretina. 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 Cretina, Su. mammina, sei proprio una cretina. A bambini bisogna dare il cognac. Ma no. Ottavia? Ottavia? Prendi anche una bottiglia di passito, per favore. Mamma, posso andarci anch'io in cantina? Bevi il tuo tè invece. Mi dispiace, nonna? Guarda la nonna. Guarda quanto è brava. Nicola. Me la fai vedere?
No, quella lì. Ma che dici? Te le regalo, se me la fai vedere. Troia. Scusate tanto, mamma. Avete sentito come fanno male, mamma? Ricordate quando ero bambino e me le davate voi, no? Pum! 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 Ottavia, mi dispiace dirtelo ancora una volta. Impossibile! Mi dispiace dirtelo un'altra volta, ma quando ci sono i bambini vorremmo che il tuo Piero rimanesse in camera sua. Mi scusi. Fammi un po' vedere. È impossibile! Sto partendo! Lo allarghi un po' sui fianchi. No, ho detto di no. Questo è impossibile. Io non lo metto più. A te può servire. C'erano anche le scarpine, ma non riesco a trovarle. Sbrigati, Enea, devi fare ancora il bagno. Bagno! Signor Sindaco, e che caffè? Grazie. C'è anche il grappino. Caro Enea, non devi dimenticare che con questo viaggio, tu e gli altri compagni, realizzate quello che per noi tutti è stato il sogno di vedere, di toccare il paese che ha visto nascere il socialismo. La Russia di Lenin! Viva il compagno sindaco! E se ve lo domandano, dite pure che la classe operaia italiana è sempre pronta e non si lascia ingannare dalle vili manovre dei borghesi che finanziano gli attentati che sconvolgono il paese e che l'Italia, nata dalla resistenza, andrà avanti. E che alla DC noi lavoratori gli si fa un culo così! Pitta, 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 pitta. Piri, 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 piri. Pitta, 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 pitta. Vai, vai.
Chi c'è? Cosa fa lì? Che cosa vuole? Sto male. Aspetti! Un minuto solo e poi spenge, eh? Sono suoi. Vorrei farmi la barba. Non capisce il valore dei soldi. Babba. Abbiamo avuto questa disgrazia. Rimango solo qualche giorno. Pagherò. Come si sente? È passato, sto molto meglio. Le scaldo un po' di latte. Oh, come si sta senza marito? Che fatica, ragazzi. Tenga. Esca. Perché resta sempre in casa? Che è rotta. Perché non funziona? Lo so. Del ricorso alla violenza che da tempo, dalla strage di Piazza Fontana, ha rivelato l'esistenza di un disegno contro le istituzioni democratiche. L'attentato compiuto dal terrorista Bertoli, che uccise 4 persone con una bomba davanti alla questura di Milano.
Le indagini fecero scoprire collegamenti non solo con i neofascisti italiani, ma legami internazionali. Poi l'attentato fascista di Brescia, la strage compiuta dai fascisti che doveva essere eseguita da attentati alle linee ferroviarie e ai treni. Il fallito attentato al direttissimo Genova-Roma del 7 aprile dell'anno scorso. La bomba esplose proprio tra le mani dell'attentatore, il fascista. Mi scusi, stavo guardando la televisione e ho avuto paura. Non deve aver paura di me. Come si sente oggi? Stasera non ha neanche mangiato. Boxa, dai, picchia! Aspetta che vado a bere. Ah, grazie. La vita è bella! Maiale! Lei è molto buona con me. Ecco fatto. Mangia, su. La mangia anche Walter. Non mi piace. Ma che festa è? Lei è figlioli? No, ma una volta una mi è rimasta incinta. E poi? Poi
non si è fatta più vedere e io non l'ho più cercata. Vi conoscevate da molto tempo? L'ho portata a ballare una volta. Era pazza di me. Siamo andati nei gabinetti. Non sapevo dove portarla. Ho dovuto darle 2 sberle, perché si è messa a piangere la Vergine. Povero figliolo. Già, le donne vogliono una cosa sola dagli uomini. E io ce l'ho. Senta, guardi qua. Un uomo e una donna vanno insieme nel bosco e si nascondono dietro un cespuglio. Poi arriva il guardone. 3 ore dopo esce l'uomo. Poi esce la donna. E poi esce il guardone. Anch'io so fare un gioco. Metto le mani così. Via. Oh bella ciao, 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 partigiano, contento di morir. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, Ma chi t'ha insegnato? Si fa così. e se muoio Guarda me, così. È facile, dai. tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna. Sotto l'ombra di un bel No, grazie. Ma no, non ci so fare. Io ho detto di no. E poi c'ho gli zoccoli. No. Ma no, davvero, c'ho gli zoccoli. La troia. Mi scusi. Ma no, non fa niente. Non importa. Mi scusi. Vado a prendere il vino. Prova te. Ti sei bagnato tutto. Piero, va a asciugarti. Acqua! Cicche ciacche, le maracas suonano già. Binghe bonghi, anche i bonghi sono qua. Sto formando un'orchestrina che sia chiusa nel mio cuore. Per chi suona l'orchestrina Va bene così? Va benissimo. Raccordo già. Zimme, zumme, anche il basso arriverà. Sta provando l'orchestrina che sta chiusa nel mio cuore. Ah, un lento.
Allo! Piero, devi andare a letto. È tardi. Spenge lei? Buonanotte. Yumba! Porca miseria. Se sta stronza ci caccia via siamo fottuti. La tovaglia non la so piegare. Se ne deve andare domattina. Qui non ci può restare. Che stupida. Ma che stupida. Andiamo sul letto. E tuo marito dov'è? È in Russia. Disperso? No, è andato lì per la politica. No, lascia stare. Se no rovini tutto. Vieni. E te? Che c'è che non va? Forse non ti garbo? Hai una candela? Eccola. Domattina, col treno.
Ce n'è prosciutto? Piero. Su, mangia. Quest'anno la moda concede di mostrare gran parte delle vostre gambe, quindi mettete tacchi alti ma non altissimi. La falcata deve essere lunga e decisa ma non ondeggiante. Un colpo d'anca ogni 4 passi è più che sufficiente. Le gambe sono molto importanti. Sono quelle la prima cosa che lui guarda. Ecco, signora. Tenga pure. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Le faccio vedere questo di più. Li provi. Ciao. Ma cos'hai? È nato morto, te lo giuro, stanotte a casa mia. Se mio padre si accorgeva che ero incinta, mi ammazzava. Il mio bambino. Ma com'è possibile? È nato di 7 mesi. E ora? Stanotte lo porto io al cimitero. Buongiorno, figliole. E tu stai qui, eh? Questa è l'ultima volta che ti compro il giornale, Elvira. Domani mi sposo. Delle donne non se ne può fare a meno. Di Dio invece sembra di sì. Almeno secondo i comunisti. È Ottavina. Ma come ti sei combinata? Via, via, lascia la cesta! L'hai mangiato tutto! Maledizione, ladro! Via! Ignorante, cretino! Quanto avevi speso? Cos'era, manzo? Quant'era, 1 chilo? Walter! Walter! Walter!
Ma perché non ti piace quello che ho comprato? E pensare che si era innamorata di me come una cretina. Era proprio uguale a quella lì. Andava pazza per le olive. Ne aveva dappertutto. Si truccava per calarsi gli anni. Era sempre dal parrucchiere. Mi ha insegnato lei a baciare. Poi si è ammazzata. Ha preso un sonnifero e si è addormentata sui binari del treno. La testa non riuscivano a trovarla. Che stronza, però. Lo sai che dopo è saltato fuori che aveva 57 anni? E come baciava lei, eh? E tu quanti anni hai? 34. E allora? Ah, se baciava. E come baciava? Fammi vedere. Ma non baciava in bocca. Io la chiamavo la leccona. E dove baciava allora? Vabbè, sdraiati. E tu quanti uomini hai avuto? Uno solo. Rimasi incinta e così mi dovete sposare subito. E ti è piaciuto la prima volta? No. E non l'hai mai tradito, mai? No, non ci ho mai pensato. Ma tuo marito ce l'ha più grosso del mio. Perché ti nascondi? Che hai fatto? Che ho fatto? Adesso guarda, eh? Boom! Che ne dici? Quella volta era 1 chilo di tritolo almeno. Io metto la carica, mi nascondo. Poi giro la chiavetta. Bang! Eh? Hai capito cosa so fare? E non hai ancora visto niente, bellezza. Così non mi credi, eh? Vuoi ficcarti nel cranio che io sono un dio? Dillo! Walter è un dio! Dillo! Dillo! Walter è un dio! Dillo! Bravi, bravi veramente, un amplesso stupendo. Ma non abbia paura. Mario, togliti il casco. C'è nessuno alla villa? No. Te l'avevo detto che tornava stanotte. Senti, potrei avere un caffè? Prepara il caffè. Ma che bel golfino che hai. È fatto a mano? Porta anche il vino. Grazie. Le vuoi le pilloline, Eleonora? Sì.
Che cosa sono? Un brevetto svedese. 2 sono come un pranzo. E a che servono? Sono state inventate per nutrire gli astronauti. Ma adesso sono molto efficaci anche per l'antiguerriglia. Cioè? Quando li distruggiamo non ritroviamo niente da mangiare e allora via con le pillole. È molto pratico perché in 2 flaconi ce n'è per una settimana. Eleonora ha già 4 giorni che va avanti così, eh? Faccio la cacca a palline come le pecore. Carne, uova, pollo. E qui che c'è? Spinaci? Questo è un veleno potentissimo. Qua la vita e qua la morte. Scegli. Scelgo il pollo. È speciale. Ma non indeboliscono? Provalo, su. È un'essenza indiana. Di serpente. Perché non andiamo a fare una passeggiata? Ma Walter? Andiamo tutti, eh? No, io non vengo. Ma è lì, andiamo per i campi, no? Dai, se stai benissimo. Perfetta. Andate voi. Oh, che peccato. Ah, l'accendino. Tienilo pure. Lei beve? No, grazie. Ora devo dare da mangiare ai polli. Guardi che si sbaglia. A me le donne non interessano proprio. Va giù anche lei? Dammi le tue calze. Anche l'altra. Mi slacci dietro. Da sola non riesco. Grazie. Ottavia. Ottavia, ma che fai? Dormi. Svegliati. Mio marito torna alle 9 e se non mi trova in casa mi spezza i denti a calci in bocca. Comprati un vestitino. È stato bellissimo, sai? Grazie. Allora, le sono piaciuto? Molto. Mi aiuta allora? Posso rivederla? Mi dia il suo numero di telefono. L'accendino, per favore.
Le pillole! Hanno lasciato la scatola delle pillole. Ma lo sai che quello si fa la contadina da quando è arrivato? Le aveva raccontato tutto. Aveva ragione il conte, non sta a tenere la bocca chiusa. Poveraccio. Smetterla con quella vita lì. No, dammela, la metto domani. Devi fare ancora il bagno, è pronto. Come si sta bene. Babba! Guarda, Piero! Babba! Tutto bene. Riportalo di sopra. Hai da mangiare per tutto il giorno. Lì ci sono le tue mutande. Il babbo arriva domani. Ma Piero, che hai? Niente, uguale. Tutto bene. Va bene. Ora la mamma deve proprio andare. Va bene. È roba di valore. Potremmo venderla. Ma che fai? Vedrai, non ti darò fastidio. Andrà tutto bene. C'è un telefono alla villa? Lo sai che non me ne importa più nulla di quella donna. C'è o non c'è? C'è. Ma è chiuso col lucchetto.
L'onorevole, per favore. Chi parla, prego? Dica Walter. Oh, signor Walter, finalmente! L'hanno cercata tanto, sa? Sì, lo so. Mi dispiace, ma l'onorevole non c'è. Non doveva tornare alla villa stanotte? Non saprei. Se mi lascia un recapito, la faccio chiamare appena rientra. Sono qui alla villa. È così che a me piace immaginare la morte. Come un sorriso. Le porto sempre con me. Queste pillole irrigidiscono il corpo in un sorriso mortale. Si muore sorridendo. Cosa credi? Anch'io ho dei momenti di grande sconforto certe volte. Da quando gli hanno tagliato il cazzo. Guarda. Ma non ce l'hai più? Sono stati guerriglieri. Non li ha mai scovati. Sì. Sì. Però tutte le volte che ne incontro uno... Ha tagliato i coglioni a 60 negri, soprattutto bambini. Guardate. Ma è già morto. 60 secondi. È difficile resistere alle torture. Ottavia, ma come sei chic. Adesso possiamo partire insieme. In città ti rifarai una vita. Tu ed io. Ma ci pensi, Ottavia? Già, ma tuo marito? Enea è morto. Sono libera. Enea è morto. Sono libera. Stammi bene a sentire. Non contare più su di me. Mi sono stufato di mettere bombe per te e quegli altri. Ma sai che me ne frega a me dell'Italia fascista? Niente. Voglio uscire dal giro, ma prima devi pagarmi, mi sono spiegato. Perché no? Possiamo parlarne. Voglio 50 milioni e un passaporto. Se no telefono ai giornali e spiffero i nomi di chi paga i fascisti per mettere le bombe ai treni e fare tutto il casino che state combinando. Ti piacerebbe che raccontassi di quella riunione a casa tua? Walter, calmati. Capitalisti di merda, quanti ne avete ammazzati di poveracci? D'accordo, 50 milioni e il passaporto. Domani. Ma certo, Walter, stai tranquillo. Onorevole, guarda che faccio sul serio. Camerata, traditore. Prendi tutto.
Vigliacco! Domani me ne vado dal medico. Con questa lombaggine non riesco proprio a far niente. Però, pensa, non ho neanche la mutua. Ottavia! Ottavia! Arrivederci, grazie. Ottavia! Mia moglie, anche lei comunist, qui tutti comunist. Ottavia, che tu sei contenta? Come tu sei tutta anche Ingrid. Preparaci la cena. E sta fame. Vieni, Tavaris, vieni. Vedi? Ulivi e poi tutto vino. Femmina russa imita questo. Oh, non ringrazi. Grazie. È pronta la minestra? Ok, sta roba. Carne, ova. Tu. Pollo. In Italia avere tutto. Pollo? Pollo. Ah, curica. Nu daj pa probovati. Buone. Da. Carasciò. Buone. Che sono queste? Vino rosso, pare sangue. Ottavia, e gli voglio far vedere la cantina. Piero, fallo cenare su. Ci voglio dopo. E Poppe. Qua qua. Oh, che fai? Muoviti, no? Tovaris, Ottavia.
Ottavia, sveglia! Vodka! No, Insieme! C'ho un gallo di 10 kg. Un giorno monta anche 70 galline. Gli è forte, gli è come noi e fa paura. Quello comunista, eh? Fa paura. Gli è come il nostro partito, che è l'unico che fa le rivoluzioni. Eh? Ottavia! Ottavia! Eh? Tu, che ne dici? Che cosa? La rivoluzione, Ottavia, no? La rivoluzione. Non lo so. Donne, politica, capire niente. Donne politica, не чего. Insieme. E il formaggio? Ma che hai? Piero è morto. Quando? Pensavo ad andarmene via per un po'. Quando è successo? In città potrei trovare un lavoro. Ma che dici? Il conte è tornato. Vai. Vai! Quel giovanotto, Walter, ho mandato 2 persone a prenderlo. Ottavia, dove sono? Piero è morto. Piero? Vai, portami la camomilla. Enea, vieni un momento di là. Enea! Enea. Enea, che è?
molto buona. Non prendertela tanto, Ottavina. Piero è sempre stato un peso per te, per tutti. Non credere, sai, addolora anche me che sia morto. Era anche mio figlio. No? Quanti anni aveva? 15, mi pare. 18. Vieni qua e siediti. E non pensiamoci più. Stai tranquilla e fanne un altro. Magari con Enea. Bene. Adesso dimmi quello che sai. Tutto quello che sai. Allora, secondo te, qui non è venuto nessuno, vero, Ottavina? E allora chi ha frugato in casa mia? Quanto vuoi? E dimmelo. È vero. Walter è stato qui. Mi ha raccontato tutto. Tutto cosa? So tutto. E ti ha detto anche che mi piaceva il suo bel culetto? Buono. Sai? Assassino! Maiale d'un fascista! Adesso tu mi racconti tutto quello che sai, se no io ti strappo il cervello. Ciao, Ottavia. Buongiorno, le chiavi. Come ti senti? Come le altre volte. È il terzo mese, ma passerà anche questo. Ma come sei cambiata, Ottavia. Bene, allora io vado. E facci sapere qualcosa,